Finalmente con l'occasione di questa mozione possiamo dire cosa pensiamo del piano vaccinale e anche del recupero sul mercato dei vaccini. Ora, questa è una mozione che mi sento di condividere negli impegni. Qualche problemino in più me lo pongo leggendo il dispositivo. Allora, da un lato, capogruppo Villanova, mi fa piacere che dentro quest'Aula si riproponga un principio di verità, e cioè che i vaccini li compra l'Europa e che non c'è nessun governatore, a maggior ragione se del PD, che può essere legittimato a fare diversamente. Questo lo diciamo oggi, lo sapevamo anche 2 mesi fa. Se magari non fossimo stati costretti a seguire per 2 mesi le vicissitudini raccontate dal Presidente Zaia rispetto a fantomatici accordi, fantomatici contratti, per i quali abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti che ancora giace da mesi nei cassetti della struttura, ci saremmo risparmiati un po' di fastidio. Ma a parte questa, che fa parte del folklore che ci viene riconsegnato rispetto alle dichiarazioni del Presidente Zaia, la parte su cui ho qualche difficoltà in più, capogruppo Villanova, è quella nella quale lei esprime dei giudizi su come sta andando la campagna vaccinale in Veneto. Lo dico riconoscendo alla nostra regione il primato per numero di vaccinati oggi e anche un dato positivo sulle vaccinazioni degli over 80. Ma se noi diciamo pubblicamente in quest'Aula che in Regione Veneto la campagna vaccinale è andata benissimo e sta andando benissimo, secondo me affermiamo qualcosa di non corretto, perché la disorganizzazione iniziale nel piano vaccinale è nota e questo a mio giudizio è avvenuta sia perché il sistema di prenotazioni non era preparato e pronto a gestire una campagna di massa come questa, sia perché il numero di punti vaccinali che la Regione ha organizzato era ed è attualmente insufficiente rispetto invece alla necessità di una vaccinazione che procede in maniera molto capillare. Aggiungo anche, a mio giudizio, il tardivo coinvolgimento dei medici di medicina generale, che avrebbe fin dall'inizio potuto dare un contributo migliorativo alla campagna vaccinale. Dicevo, questa disorganizzazione iniziale che ci ha portato a partire col freno a mano tirato, tant'è che nelle prime settimane della campagna vaccinale eravamo in fondo a tutte le classifiche, oggi lo stiamo un po' recuperando perché si è scelto di vaccinare tutto e tutti. E molte delle difficoltà iniziali di cui vi parlavo non sono ancora state superate e mi riferisco in particolar modo alla vaccinazione dei soggetti fragili o con patologie che meriterebbero priorità. Penso alla disabilità, che ancora oggi non sono in grado di essere prenotati nel sistema regionale. Mi riferisco a tutti i pazienti fragili con delle patologie specifiche indicate dal piano vaccinale nazionale che spesso in questa regione ancora non hanno trovato la prima dose del vaccino. E mi riferisco in particolar modo a questi 38.000 altri vaccinati che ad oggi, dopo settimane di richieste, ancora non sappiamo chi siano. Ora, io penso che questa mozione può essere accolta, questa risoluzione può essere accolta, se almeno tra noi nei documenti ufficiali evitiamo passaggi che sanno di retorica ma che non corrispondono alla realtà. E guardate, i cittadini veneti l'hanno misurata, questa difficoltà, e insieme costruiamo le condizioni per fare ciò che la risoluzione ci chiede, e cioè di sollecitare l'Europa e tutte le autorità competenti, anche il governo italiano, affinché ci sia un miglioramento nelle forniture dei vaccini e una maggior costanza e anche un aumento degli arrivi. Quindi, e vado a concludere, capogruppo Villanova, un'ambizione positiva, quindi quella di portare dentro questa discussione un impegno importante per la Regione, non può essere mortificata dal pervicace tentativo di raccontare una realtà diversa da quella che vediamo tutti i giorni. Quindi, se volesse cogliere l'invito a rivedere i punti in cui tesse le lodi del sistema vaccinale veneto e volessimo concentrarci sull'impegno verso l'Europa, noi ci siamo.